avuto litigi, non abbiamo avuto uscite rumorose, anzi il contrario. E questo porta a un lavoro di squadra che darà grandi soddisfazioni. Forza Italia passa dal 3,5 delle regionali 2020 al 6,7 delle politiche 22, all'8,7 delle europee del 24, quindi andremo assolutamente in doppia cifra perché questo è scritto. È ottimista Flavio Tosi, Forza Italia farà un ottimo risultato alle regionali. Non si nasconde il coordinatore regionale presentando i candidati padovani al prossimo Consiglio. Quindi noi saremo una sorpresa positiva e si tornerà finalmente ad avere un peso in giunta e una rappresentanza che ci è stata negata in questi 5 anni, pur avendone diritto. E quindi adesso appunto si torna a far parte del buon governo della Regione del Veneto a fianco di Alberto Stefani. 5 uomini e 4 donne, con Tosi capolista, come nelle altre province venete, un mix di esperienza e innovazione. Sì, l'idea di rinnovamento è parte della natura di Forza Italia. Noi siamo orgogliosi della nostra tradizione, ma la tradizione, diciamo, le radici della nostra tradizione sono uno slancio per innovare. E abbiamo sempre l'esperienza e la novità, l'innovazione. E la novità non è mai una novità per sé, è una novità che ha un significato. Studenti STEM, studentesse che hanno un obiettivo, una visione. Nomi forti della lista i consiglieri uscenti Elisa Venturini e Fabrizio Boron, affiancati da amministratori locali come l'ex sindaco di Campodarsego, Mirko Patron, Alberto Moretto, assessore di Agna, e Nila Ila, consigliere comunale di Ponte San Nicolò. Non solo loro, perché gli elettori potranno scegliere anche l'imprenditrice Giorgia Cecchinato, Lorenzo Innocenti, già candidato sindaco di Padova con la lista civica Torna Padova, e la ventenne Anna Chiara Moretti. Sono tutte persone intanto scelte dai rispettivi direttivi provinciali, quindi condivise. Tutte persone che hanno esperienza amministrativa, con l'inserimento di alcuni giovani, ragazzi e ragazze, che è prezioso perché prima o poi Tosi smette di fare politica, sarà anche ora, e quindi serve qualcuno che vada a fare il sindaco, il parlamentare, il consigliere regionale, l'europarlamentare, e su questo bisogna puntare sui giovani.